Buongiorno CP, ciao bel CP. Ah, che bel CP. Hai salutato CP con quella faccia, con quel meso sorrisino un po' strano che hai tu. Guarda che tipo, guarda. Comunque è chiaro che devo andare io oggi a farmi il giro in bici, viene su nuvolo e quando verranno poi gli amici a trovarmi ci sarà in teoria pioggia. Vabbè. No, ringrazio Jacopo, chissà se un giorno ci vedrà per i posti che adesso andremo a visitare. Io, se dovessi comprare un camper nuovo, fidati del Singano. Cioè, butterei giù, prenderei magari il camper che costa 5-10 mila euro in meno e mi prenderei un e-bike da tenere nel garage del camper. Cioè, dove vai in camper se non hai un e-bike o una bicicletta? Hai capito? O hai tantissimo tempo, hai la fortuna di avere tantissimo tempo libero, e quindi dici, vabbè, vado a piedi, parto stamattina alle 7 e torno alle 8 di sera. Allora va benissimo, per carità di Dio, c'è gente che lo fa ed è una cosa bella, però insomma non è da tutti potersi permettere, o spesso e volentieri, queste lunghe cose di tempo. Boh, basta, signor c'ha quella gamassa, ciao, dai via. Ah no, aspetta, non ti faccio nessuna recensione del giocattolo che voglio ultra consigliarti adesso, in quanto immagino che ne esistano già su internet, su canali, oppure anche su YouTube, su canali di trekking, di camminate e soprattutto di biciclette, che sia mountain bike o bici da corsa. Vieni con me. Il Garmin, questo cos'è, il 520 o 530, è una cosa secondo me pazzesca, ok? Da collegare a il Komoot, per carità puoi collegarla anche a Strava, ad altre app diciamo per telefono. Io te la consiglio vivamente per Komoot, in quanto tu ti puoi o copiare dagli altri percorsi oppure te li puoi proprio creare dal telefonino o dal computer e poi automaticamente ti vanno qua. Tipo io mi sono creato tipo adesso questo ricognizione il secondo, il quale ha anche più tappe. Allora, prima di tutto lui non ti segue la strada come navigatori da macchine, no? Perché tu gli hai detto sono in mountain bike, quindi lui ti fa fare dei percorsi da mountain bike che non esistono su Google Maps, però sono stati tracciati dall'altra gente che ha fatto mountain bike. Quindi vai fuori strada eccetera, quei percorsi sono tracciati, ovviamente qua è col GPS, non serve a nulla internet, è una cosa opzionale per le cazzatine, i record e quelle robe lì, e quindi sei sempre al sicuro che non sbagli mai e soprattutto non ti perdi. C'è anche la funzione torna indietro, che io mi dimentico sempre com'è, quando arrivi proprio a un punto che magari vai anche senza navigatore, vai per i cavoli tuoi, è una cosa secondo me importante, che gli dici torna al punto di partenza, per la strada più corta, per la strada che ho fatto prima, sta roba c'è, l'ho usata una volta, adesso mi sono dimenticato, comunque c'è, io la reputo estremamente utile, perché a me piace, o sì esatto, ogni tanto fare le cose organizzate della serie, non voglio sprecare la vita, non voglio sprecare il tempo, quindi seguo un percorso sicuro, sicuro nel senso che è bello, che si sa di sicuro che è bello, oppure a volte voglio andare proprio a casaccio, però nell'andare a casaccio comunque investi tempo e fatica e non è che poi puoi permetterti di girovagare per altri 80 km per trovare la strada del ritorno, no? Quindi tu vai a casaccio e gli dici riportami dal punto di partenza, e questa è una strafigata unica. Mi sono dimenticato di dirti, molto importante, quando ho creato quel percorso ricognizione, quel percorso ha due punti. Aspetta che mi metto qua. No, posso sembrare dettagli noiosi, ma fidati che per certi tu, tipo anche me, sono estremamente interessanti ste robe, ma veramente. E quindi ci tengo a dirtele il più velocemente possibile, ma ci tengo a dirtele. Allora, cosa succede? Io dall'app Komoot, anzi no, partiamo prima perché voglio farti proprio tutto il panorama. Allora, io devo andare a visitare sta Valle Schevenin, un altro posto che mi hanno segnato. Valle Schevenin, ok, c'è il posto, chiosco Schevenin, la valle, eccetera, eccetera. L'altro no, era proprio un pezzo sterrato che il tipo mi ha trovato con la vista satellitare e abbiamo messo la puntina. Quindi cosa abbiamo fatto? Ho aperto Google Maps, ho cliccato il chiosco Schevenin, mi sono spostato fuori dalla scritta chiosco Schevenin, ho tenuto premuto a lungo sulla mappa, ok, per avere le informazioni, e mi dà le coordinate GPS, le ho copiate,
le ho incollate sull'app Komoot. Attenzione che le coordinate te le copia tra parentesi, poi le coordinate chiusa parentesi, quindi ho dovuto cancellare le parentesi, se no non funzionava, ok? E gli ho detto a Komoot usa come destinazione, ok? Poi sono tornato su Google Maps, sono ritornato nella puntina che mi aveva fatto Jacopo, ma in ogni caso avrei ripremuto di nuovo il dito a lungo nel Google Maps in modo tale da vedere poi la pagina con la descrizione del posto e le coordinate GPS, che sono tipo 29.645, virgola 43 punto eccetera eccetera. Sono fatte così, sono fatte dai numeri composti in questa maniera. Anche lì ho copiato, sono tornato su Komoot, gli ho dato aggiungi alla tappa, ok, aggiungi tappa, e quindi mi ha aggiunto anche questo secondo posto, ok? Poi sei tu che devi dargli l'ordine cronologico, ok? Della serie, prima sta tappa, poi l'altra, eccetera. E lui ti crea il percorso utilizzando come posso dire, questi tracciati che non esistono su Google Maps, ripeto, per le mountain bike. Se gli hai detto che eri a piedi, ti trovava quelli a piedi che magari alle mountain bike erano stati preclusi, no? Hai capito? È veramente una figata unica, pazzesca. Poi anche Komoot è una specie di social network che hai tipo come Facebook, i post dove uno mette la traccia, ok, che te la puoi scaricare, quindi è proprio il percorso da fare, quindi tu col navigatore arrivi fino all'inizio del percorso e poi lui si aggancia alla traccia e ti fa fare lo stesso percorso che ha pubblicato il tipo, no? E in più ci sono le foto da scorrere di questa cosa, se chi lo ha fatto le foto, un po' di descrizioni, i commenti, quindi è veramente una piattaforma stupenda. Komoot io la uso da tanto. E basta. Dopo, se ti salvi esatto anche una traccia di un altro, anche quella te la trovi automaticamente nel tuo Garmin, hai capito? Oppure puoi anche aprire Komoot, che sia dal telefonino o dal computer non importa, e col dito proprio, cioè tu metti la mappa vista satellite e col dito gli dici vai, prima vai qui come punti, puoi fare tipo 10.000 punti, cioè ti crei proprio tu la strada, e lui Komoot collega i punti che tu hai cliccato tramite i percorsi esistenti. Non è che fai un punto da qua a qua e lui ti attraversa un fiume o ti scala una montagna di roccia, hai capito? Assolutamente no. E quindi è una cosa veramente fantastica, cioè tu sei lì che cazzeggi col telefonino, la vista satellite, dici voglio andare qui, poi arriva il fiume, poi qua, e poi ritorni al ritorno, e lui ti crea tutto il percorso sfruttando le ciclabili, le tracce. E quindi ragazzo, veramente è tanta cosa. So che purtroppo costa, però insomma, se a uno piace gli torna utile, metti via i soldini e fidati che questa è una grandissima roba. Come autonomia dipende da come lo si usa, vabbè, più o meno 6-8 ore, poi può durare più di una giornata, dipende da quanto tieni acceso lo schermo, da quanto ci pitocchi, eccetera eccetera, hai capito? Io avrei preferito che durasse almeno il doppio, ma però sai, con le cose a batteria è sempre così. Eccolo! Vai, sigari!